numero 15 Cesare Alessandro, numero 18 Bambini Tommaso, numero 20 Giorgio Matteo, numero 21 Stauso Pietro, l'allenatore caro amico Mena Iulianic, l'allenatore Sebastiano Di Andrea. Allora, invitiamo la nostra squadra, Virtus Riva, con il numero 4 Steve Vincent, numero 6 Tesco, numero 7 Paolo Pace, capitano, 8 Gigi Michele, numero 9 Sandro Marne, numero 10 Mattia Vede, numero 11 Luca Pinaroli, numero 13 Riccardo Spartarelli, numero 15 Daniele Sabinelli, numero 16 Andrea Madella, numero 19 Pietro Boschetti, 14 Giovanni Bonardi, coach Mario Raffaelli, assistente Andrea Cavoli, arbitro Andrea Righi, la Domadattiera. Buona partita a tutti!
Dopo viene. No, anche più tardi. Anche più tardi. Ciao. Salve. Salve. Dopo. Vedi che parte non puoi farti a prima. Di qua.
Riccardo. William. La gente Allora andiamo qua, dai, tutti qua davanti.
Certo, ma sei sull'università,
4 per 2 quanto fa?
Invece che più sotto, stavolta un'altra lamentela ti tolgo il segno. Fede! Fede! Ma che è arrivato il piede? Aaron, ma che è arrivato il Federico? Fede! Fede! Ma che è arrivato il Federico? Aspettatelo là, non lo vedi? È arrivato il Fede, hai visto Aaron? Aaron, dammi il cellulare. No, non guarda come fai andare a tirare. Come fai ad arrivare di là? Mai scendo a terra. Adesso guarda che magari qualcuno che si alza ma che c'è adesso. Vediamo che da lascia scendere e arriva a Federico. Passa da qualche parte, vai giù, dai. Passa da lì e chiedi se ti fanno passare. Io non ti posso, guarda, c'è tutto il corridoio qua. Non è che arrivi giù. Io non ti posso portare giù. O vai o non stai qua, Chiedi se puoi passare, guarda. Può passare su. Guarda, ah no, sei tutto all'altro adesso. Dai, chiedi. Appoggiati, dai. Chiedi se poi ti fanno passare. Chiamalo! Hai visto la Serena? No. Questo Federico l'ha lanciato su. Guarda qua. Ecco di nuovo buonasera. Federico! Vi chiedo nuovamente un po' di attenzione.
chiama? Questo è un momento particolare, siamo già emozionati prima e questo è un momento di particolare emozione. Volevo chiamare tutti i componenti del direttivo, tutti gli allenatori, che pian piano ci raggiungono. Allora, il pubblico avrà già avuto modo di vedere che questa sera, oltre a festeggiare la Virtus e il Natale, come avrete visto sul giornalino che vi abbiamo distribuito, siamo qua anche per festeggiare una persona a cui teniamo in modo particolare, a cui dobbiamo rendere un grande omaggio. È qua per fortuna tra di noi, l'ho cercato disperatamente prima che non lo vedevo. Allora chiamiamo tutti insieme Carlo, il nostro presidentissimo, e un grande applauso a Carlo. Allora spero che sia veramente una sorpresa, Carlo. Carlo, spero che sia veramente una sorpresa, ce l'abbiamo messa tutta tenerla nascosta. Non so se hai già avuto modo di vedere il giornalino che ti abbiamo dedicato, edizione straordinaria. No, è veramente una sorpresa, non so, l'ho visto, lo vedrò dopo, lo vedrò dopo. Devo dire solo una cosa, tanto per essere breve, perché là si deve arrivare al massimo a 7:29, altrimenti gli altri poi si incazzano. Devo dire solo una cosa, io mi sento come, non so se i termini tecnici sono corretti, mi sento come un cardiochirurgo che ha fatto sì che questo trapianto permetta al cuore Virtus di battere sempre meglio e continuare a battere sempre da giovane come ha fatto in questi 70 anni per altri 70, e questi ragazzi qui che sono intorno a me sono quelli che permettono al cuore Virtus di ribattere come sempre battuto. Io vi ringrazio di aver accettato la proposta che avevo fatto loro, perché sono sicuro che questa è la scelta vincente. Abbiamo un altro piccolo omaggio, vediamo che apre, scalta pure, apri qui. È una dedica speciale alla tua carriera anche sportiva, come atleta del direttivo. 24. Tutti. E finiamo qui con gli auguri a tutti quanti e soprattutto siete sempre così vicini e fate in modo che continui